Amici bellini, aggiornamenti, perché dobbiamo farlo tutti i giorni. Non devo per forza pensare che tutti sappiano tutto, devo essere convinto di questa cosa qua e aggiornare. Se qualcuno già ha sentito delle cose, chiedo scusa, ma ci sono delle novità. Cominciamo! Allora, facciamo un po' di mente locale su capello. Paolo Sessa io me lo ricordo già, quindi o è tornato o è impazzito il sistema. Ma siete tanti, quindi benvenuti, bentornati, lasciate i like, che sarà un'estate calda, senza dubbio. Oggi mi ricordava l'amico Peppe Di Palma che 2 anni fa erano 2 milioni di views e adesso siamo a 10 milioni e 500. È una roba veramente clamorosa. Permettetemi di essere felice di questi numeri pazzeschi. Nel modo in cui lo facciamo è difficile. Andiamo a vedere quello che è successo. Buongiorno Ermoso, buongiorno Conte. C'è una cosa, per chi non stia seguendo, per chi non stesse seguendo la Coppa America, perché non si vive di soli europei. C'è la Coppa America e nella Coppa America ha segnato Oliveira in nottata, sai, una respinta del portiere e sembra assai fuori gioco, però hanno tirato le linee, insomma polemiche pazzesche perché l'Uruguay batte l'America, gli Stati Uniti ospitanti e addirittura nel finale Pulisic dice all'arbitro vai a esultare con l'Uruguay, proprio polemiche pazzesche, si sono lamentati tantissimo per l'arbitraggio e poi sempre con polemica la mano, l'arbitro non stringe la mano, insomma parecchie cose bruttine. Oliveira segna e quindi Oliveira, Coppa America, terzini, esterni, roba importantissima per Conte. Coppa America, infortunio di Buchanan, l'esterno dell'Inter, che si è infortunato a quanto pare in allenamento col Canada. Grave infortunio portato via in ambulanza. Ora non sappiamo ancora di cosa si tratta. Ansia, brutto infortunio, come sta il comunicato. Insomma, prendo un post a caso su Twix e la cosa che mi ha fatto più riflettere è che, vabbè, ci metti Augusto, lo sposti avanti così, Augusto fa il braccetto, Darmian è pronto, no ma che ne sapete? A un certo punto c'è un commento che Ermoso, se vuoi spostare Carlos Augusto sulla fascia oppure Spinazzola, l'unica soluzione è guardare al mercato degli svincolati. Cioè, questo ci deve far riflettere su una cosa, che non sono ancora chiusi quelli che noi stiamo dando per scontati. Cioè, Ermoso, perché si parla di commissioni, e quindi lì il Napoli, lo sapete, sulle commissioni è un po' tosto nelle trattative. È proprio sono giorni in cui i tifosi del Milan sono su tutte le furie per la questione Zirkzee, perché il Milan non è voluto andare fino in fondo per le commissioni al procuratore e alla gente, e pare si stiano fiondando su Lukaku. Quindi guardate come vi ho collegato tutte le cose. Significa che bisogna fare in fretta. Lo so che è appena aperto il mercato, lo so che non dobbiamo avere quella cosa, vabbè, però bisogna fare in fretta perché possono succedere cose del genere, cioè squadre che magari non sono necessariamente interessati ai tuoi obiettivi, che magari lo tengono lì così, se tu te lo prendi non fa niente, però se capita un infortunio grave che può capitare a un giocatore su cui le altre squadre puntano e sono squadre con cui tu non puoi competere, purtroppo dobbiamo registrare e con la Juventus non puoi, noi possiamo avere tutti i sigari che vuole Chiariello, ma con la Juventus non puoi competere, altrimenti Thuram a centrocampo lo dovevi andare a prendere già prima, ma hanno preso anche Thuram e quindi Douglas Luiz, Thuram, si continua a parlare di Coppa Miners, la Juventus si sta muovendo tantissimo bene ed in fretta, cioè bisogna chiudere al più presto, cioè se stiamo parlando di pochi spiccioli io spero che si chiuda al più presto, perché altrimenti può succedere, non è l'Inter, non sarà questo il caso, ma può succedere a un'altra squadra importante, vede il tuo obiettivo, gli succede un imprevisto, loro subito e vanno e risolvono. Quindi bloccarli seriamente. Adesso si possono anche annunciare, dichiarare, tra 10 giorni abbiamo l'inizio del ritiro, ma tra 7 giorni, e questa è la cosa non è più importante, ma sappiamo che fa il bello e il cattivo tempo, il procuratore Di Lorenzo
Giuffrida, lo so, si chiama Giuffrida, ma io lo chiamerò sempre Giuffrida, e ringrazio sempre il Salvatore Falanga che mi onora delle sue grafiche. Conferenza, ha indetto la conferenza, quindi adesso io mi sono permesso di fare la battuta: a lui il San Carlo, al Conte no. Conte è dovuto andare a Palazzo Reale, mentre penso per lui si possono aprire le porte del San Carlo, e noi tutto orecchi a capire che fine deve fare Di Lorenzo. Stiamo leggendo, lo strappo è ricucito, si sono sentiti col Conte, con Mann, con De Laurentiis, tutto a posto. Sarebbe carino, ecco, un intervento proprio di Di Lorenzo. Lo so che devono andare in vacanza, lo so benissimo, anzi io spero che Di Lorenzo si faccia un mese di vacanza. Kvara, che sta festeggiando in questo momento che registro sul pullman scoperto della Georgia, perché per loro è un'impresa incredibile già solo arrivarci. Adesso un mese di vacanza meritatissima per Kvara, che non si è fermato mai, ricordatevi, per Lobotka, che non si è fermato mai, idem per Di Lorenzo, che nonostante le prestazioni così anche lui non si è fermato mai, e dobbiamo riconoscere che sono degli esseri umani, devono andare in vacanza. Certamente, se però tu sei rientrato, sarebbe carino che tu alzassi il telefono, no, non che ci devi chiamare, ma alzi il telefono e fai un bel post, fai un video, una storia dove scrivi una cosa e dici: no, avete capito male le parole, non sono d'accordo. Sì, si possono prendere le distanze. Col mio procuratore io non vedo l'ora di tornare più carico che mai, con Conte, il Napoli, Forza Napoli, c'ho il contratto, eccetera, eccetera. Perché lasciarlo così appeso, avete visto che cosa è successo, i tifosi lo sapete come sono, e non mi sembra il caso di ricominciare. Cioè, tu parti con il ritiro già mezzo e mezzo, che stai più fuori che dentro. Conte si deve imporre perché è uomo di conseguenza, quindi ti trattiene, però se non ti fa giocare, se sei scontento, sono degli sprechi di energie che non ci possiamo permettere. Dobbiamo partire con tutte, come ha detto Conte, le idee chiarissime, sappiamo che non c'è confusione, sappiamo quello che dobbiamo fare, e quindi la notizia è che parlerà lui, brulicherà la conferenza di giornalisti sempre al capezzale di Giuffrida, e sapremo qualcosa di più. Io preferirei che parlasse Di Lorenzo, ma ci ascoltiamo Giuffrida tra una settimana e vediamo che cosa ci dice, perché noi dobbiamo capire se dobbiamo ragionare su un'altra ala destra, cioè proprio un esterno che va a tutta faccia così, o se è Di Lorenzo su cui stiamo puntando, o se Di Lorenzo Conte lo vede braccetto, e allora dobbiamo ragionare: che fai? È Rachmani che lo vedi più centrale? Si gioca il posto con Buongiorno può fare anche il braccetto se Hermoso non si fa, e allora vedete quanti ne sono poi in difesa che bisogna recuperare o capire dove sbolognare. Parliamo di Nathan il prestito, parliamo di Juan Jesus oltre con l'età, parliamo di Ostigard che voleva già andare via l'anno scorso. Insomma, dobbiamo risolvere queste cose, e già aspettare una settimana, cioè arrivare a 2 giorni dal ritiro, già mi sembra troppo. Ripeto quello che vi dissi tempo fa: io spero che il Napoli le valuti offerte, se arrivano, offerte però non presi per la offerte serie, se arrivano, e che stia facendo questa schermaglia comunicativa solo per fargli mantenere un valore sul mercato. Dice: no, a noi ci interessa, lo vuoi, lo devi pagare tanto, perché a noi Di Lorenzo ci interessa, e quindi così. Ma se arrivassero offerte, Napoli, vai tranquillo, perché secondo me si è arrivato a un punto di tensioni, di cose che vanno risolte. Poi che fai? Continui a farlo capitano, diventa complicato. E lo ricollego anche al discorso della nazionale. Con Spalletti sono uscite queste voci sulla questione Fagioli, che vi ho detto, no? Era insopportabile, e evidentemente era insopportabile anche per qualcuno del gruppo, perché qualcuno non è stato convocato per far convocare Fagioli ha giocato titolare al posto di Giorginio, e probabilmente a qualcuno non è andato bene, perché ricordate che non sono solo i capitani, solo i capitani che sono leader, molti sono leader non capitani, e hanno un peso nello spogliatoio, è importantissimo. Aggiungiamo anche questo, io l'ho scritto perché mi è arrivato, Guido me l'ha segnalato, ha detto: ci vuole il video, assolutamente. Dice: Maradona non era un evasore, è stato assolto. E ho detto: ma Guido, ma io non lo sappiamo, ce l'abbiamo detto già, quante volte lo dobbiamo assolvere Maradona? Tanto è vero che se scrivi Maradona assolto escono 27 gennaio 2024, poi vai a scendere 5 gennaio 2024, 12 marzo 2021, già era assolto, ma a quanto pare è assolutamente definitiva la cosa oggi, cioè non era
non doveva al fisco 40 milioni come così, ma 1000 euro. E quindi prendiamo calcio Napoli, era 1000 euro. E lo dobbiamo ricordare. Lo dobbiamo ricordare per una questione di giustizia e di dignità. E per tutti quelli, io mo dovrei, però insomma, molti si sono divertiti negli anni a insultarlo. E se scrivete Maradona è evasore, ne troverete parecchi. A parte quelli dei nostri che lo hanno difeso, c'è gente del genere, ciao evasore, eccetera, eccetera, con tutti gli altri insulti del caso. La cosa che noto dal canale di Valerio, ad esempio, è che lui, cioè le visualizzazioni che fa sono proporzionate agli iscritti. Ad esempio sono andato a vedere ultimamente qualche youtuber che seguivo quando ero più piccolo, che ad esempio hanno addirittura 1.500.000 iscritti, ma essendo che sono calati tantissimo, hanno perso tantissimi iscritti, magari perché hanno continuato sempre con la stessa identica cosa per diverse motivazioni, praticamente fanno 5.000, 10.000, 15.000 visualizzazioni, mentre invece la crescita di Valerio è sempre costante, c'è un mattoncino dopo l'altro anche per vedere visualizzazioni. È vero, stavano ragionando gli amici abbonati per il fatto delle visualizzazioni. Io sono molto contento, visto che parlo solo del Napoli, visto che è limitato anche il modo in cui lo faccio, è difficile far aumentare il numero degli iscritti e arrivare ai 50.000, ai 100.000. Però la mia soddisfazione sono le visualizzazioni, vuol dire che interessa sapere un punto di vista che non debba essere per forza tranciantissimo tutto in una direzione, oppure super positivo per sempre, vita natural durante, perché non ci uccide nessuno. Alle volte qualcuno ci uccide, lo dobbiamo dire senza problemi. Tranquillamente, con la speranza che crescere è l'unica cosa che conta, e lo facciamo con chi c'è, con chi abbiamo in società, e ci ragioniamo insieme. E la community sale di livello. Se la abbassiamo di livello, abbiamo i vari Tancredi che fanno le domande a De Bruyne e De Bruyne glielo chiama stupido, e lui ne è pure fiero. Ma queste sono altre storie. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ricominciamo da 3, ma dalla difesa a 3 probabilmente, ma sarà interessante vedere tutti gli sviluppi. E a livello di nomi oggi dobbiamo stare più tranquilli, dobbiamo registrare i movimenti della Juventus, l'Inter che comunque qualcosa già l'aveva conclusa, il Milan stanno lavorando sul terzino, su Emerson Royal, la Lazio sta presentando quelli che sta presentando, la Roma migliaia di abbonati, anche loro devono fare la punta, insomma il mercato sarà tosto per molte squadre, quindi noi cerchiamo di velocizzare, cerchiamo di fare le cose che dobbiamo fare. Lo so, servirebbe Osimhen che vada o in Arabia o al Paris Saint-Germain o in Inghilterra. Siete pronti a spendere il soldino? Io, se fosse per me, io tratterei anche un pochino, non siamo troppo legati all'intera clausola, altrimenti ti blocchi tutto. 55 milioni pure va bene.